Sono il dottor Brosolo, sono il responsabile della gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'azienda 3 Alto Friuli. Per farvi capire che cos'è la gastroenterologia e endoscopia digestiva moderna, vi farò vedere alcuni piccoli filmati della nostra attività quotidiana, tenendo presente che la moderna gastroenterologia è a mezza strada tra la chirurgia e la specialità internistica. Il gastroenterologo è generalmente, come noi siamo, un internista, che però ha a che fare con delle tecniche manuali che diventano anche veri e propri piccoli interventi chirurgici, operativi, che lo avvicinano molto all'attività del chirurgo. In questo senso colloquia con un gran numero di altri specialisti. Per fare questo il gastroenterologo utilizza già da molti anni della strumentazione endoscopica molto evoluta. Questa strumentazione endoscopica è rappresentata da strumenti che inizialmente erano a fibre ottiche e attualmente sono costituiti da una piccola telecamera montata all'estremità dello strumento che, introdotti nelle cavità digestive, nei visceri, permettono un'esplorazione molto accurata e anche prelievi di materiale bioptico che poi viene valutato istologicamente. Queste manovre si sono molto affinate e praticamente vengono eseguite con una condizione assolutamente di ottima tollerabilità da parte del paziente, e anche laddove ci fosse un minimo fastidio, questo generalmente viene attenuato attraverso l'utilizzo di sedativi o di analgesici. Ovviamente questo richiede personale adeguatamente addestrato e una tecnologia che deve essere sempre in condizioni ottimali. Una delle condizioni fondamentali richieste per l'utilizzo di queste strumentazioni è la sicurezza. Sicurezza che deriva dalla capacità del personale che la utilizza e anche dall'impedire che ci possano essere situazioni rischiose per il paziente per quanto riguarda la possibilità di trasmissione di infezioni, e abbiamo la possibilità di arrivare a delle condizioni di alta disinfezione utilizzando delle apparecchiature appositamente progettate e costruite che garantiscono al 100% una adeguata esplorazione dei visceri in sicurezza. Questo ha permesso di evitare la comparsa di complicazioni che pure sono insite in qualsiasi manovra operativa endoscopica o chirurgica in genere. Queste complicazioni sono ormai estremamente rare e praticamente quasi nulle per quello che riguarda le manovre operative standard. La strumentazione impiegata ha caratteristiche differenti a seconda delle indicazioni e dei risultati che si vogliono raggiungere. Vi sono delle strumentazioni dedicate che permettono addirittura una magnificazione, cioè la possibilità di usare uno zoom e quindi di aumentare enormemente la capacità esplorativa, individuando anche lesioni di piccolissime dimensioni. Una delle manovre più comuni attuate quotidianamente in un centro di endoscopia digestiva è rappresentata dalla polipectomia endoscopica, generalmente a livello del colon, che comprende una possibilità enorme per quanto riguarda lo screening, e cioè la prevenzione di quelle lesioni evolute che possono generarsi a partenza dai polipi intestinali. La manovra consiste fondamentalmente, per i polipi che hanno una dimensione, una consistenza maggiore, nel creare un'interfaccia liquida tra la parete intestinale, che è molto sottile, e il polipo stesso, in maniera tale da permetterne quindi la resezione utilizzando l'elettricità. Un'altra tecnica innovativa che ha preso molto piede negli ultimi anni è rappresentata dall'ecoendoscopia, che consiste nell'integrazione con l'endoscopia dell'ecografia. Solamente che l'ecografia viene attuata non dall'esterno verso l'interno, ma dall'interno verso l'esterno, e cioè c'è una sonda
miniaturizzata ecografica sulla sommità dell'endoscopio che, introdotta nel tratto digestivo superiore e inferiore, permette una visualizzazione ecografica dei visceri interni con estrema precisione. Questo perché la vicinanza con quanto c'è da studiare è molto ravvicinato. E questo permette non solo uno studio più accurato, ma anche il prelievo di piccoli pezzetti di tessuto che poi vengono studiati per una definizione diagnostica migliore. Un'altra tecnica avanzata che ha trovato ampio sviluppo negli ultimi anni è quella della colangiografia, della Wirsung colangiografia retrograda endoscopica, che consiste nello studio endoscopico e radiologico di strutture come le vie biliari e il pancreas, ma che specialmente permette allo stesso tempo la cura attraverso un piccolo intervento di patologie che una volta, fino a neanche tanti anni fa, venivano trattate solo attraverso un intervento chirurgico e quindi attraverso una laparotomia, cioè all'apertura dell'addome. Questa tecnica di colangiografia retrograda permette l'estrazione di calcoli, permette il posizionamento di protesi, cioè piccoli tubicini nelle vie biliari e nel pancreas per poter permettere il normale deflusso delle sostanze che vengono prodotte dal fegato e dal pancreas stesso, oltre a tutta una serie di altre procedure che rendono pressoché inutile l'intervento chirurgico in una significativa percentuale di casi. Per concludere, l'endoscopia rappresenta una parte importante della gastroenterologia. Sicuramente negli ultimi decenni la parte più preponderante, ma il gastroenterologo non è solo e non deve essere solo un endoscopista, in quanto il paziente, oltre a volersi far esplorare quando ce n'è ovviamente la necessità, richiede anche poi l'interpretazione di quello che è stato trovato e la cura delle patologie che sono state riscontrate. Di conseguenza il gastroenterologo è anche un clinico dedicato, specialista, ma che deve ampliare il suo punto di vista, specialmente interfacciandosi, come dicevo all'inizio, con altre specialità e quindi a trovare le soluzioni attraverso una multidisciplinarietà nella quale intervengono anche i chirurghi, i radiologi, gli internisti e gli oncologi e quant'altro.